Avvocato Santino Cuffaro Farrugia, già vice sindaco e oggi presidente del Consiglio Comunale di Raffadali, è stato nominato coordinatore cittadino di Forza Italia. Pertanto, in Consiglio Comunale a Raffadali, il gruppo di Forza Italia è costituito da 3 consiglieri, lo stesso Farrugia, Maricetta Casalicchio e Salvatore Cacioppo. Plaudono il coordinatore provinciale onorevole Margherita La Rocca Ruvolo e il vice coordinatore regionale Riccardo Gallo, che sottolineano si tratta di una personalità politica capace e di esperienza che con efficacia e concretezza rivestirà il ruolo di guida in Forza Italia a Raffadali. L'avvocato Santino Farrugia commenta nel ringraziare i parlamentari Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo per la loro stima e la loro fiducia, nonché il segretario regionale Marcello Caruso. Auspico che il partito di Forza Italia nel comune di Raffadali possa aprirsi a nuove adesioni da parte di soggetti che sono politicamente moderati e che vogliono costruire, anche in vista delle prossime elezioni comunali nel 2025, un progetto civico che guardi al futuro della città. Tra l'altro, continua Farrugia, Forza Italia alla recente elezione europea a Raffadali ha raggiunto la percentuale del 58% dei consensi, con un risultato da considerarsi storico e che non deve essere assolutamente disperso, bensì valorizzato attraverso un lavoro di confronto, dialogo tra i soggetti politici raffadalesi.